tutto a posto, i tempi sono rispettati, gli scrutatori e il segretario sono bravissimi, tutti con esperienza, quindi andrà tutto bene. Seggi in preparazione in Veneto per l'elezione del nuovo presidente di regione e del nuovo consiglio regionale. Gli aventi diritto al voto sono 4.300.000 divisi nelle 7 circoscrizioni provinciali. 5 i candidati presidente in corsa supportati da 16 liste, dalle quali saranno eletti 50 consiglieri. Particolare attenzione andrà posta alle modalità di voto e anche il personale di seggio è concentrato nel seguire alla lettera le procedure. C'è sempre un po' di emozione. Sì, assolutamente. Pure di sbagliare qualcosa. Quello c'è sempre, però si tenta di fare sempre del nostro meglio ed evitare i possibili errori. Nella scheda elettorale i cittadini si troveranno i nomi dei 5 candidati presidente affiancati dal proprio contrassegno. A sinistra invece i simboli delle liste che li supportano, posizionati nell'ordine stabilito dai sorteggi provinciali. Per votare il presidente è sufficiente tracciare un segno sul nome, sul simbolo oppure su entrambi, estendendo così il voto all'intera coalizione. Si può inoltre esprimere la propria preferenza per liste e candidati consiglieri tracciando un segno sul simbolo oppure specificando il cognome del consigliere che si vuole sostenere. È ammesso il voto disgiunto, vale a dire il voto a un presidente e la preferenza a un consigliere di un diverso schieramento. Le preferenze per i candidati consiglieri possono essere 2, ma bisogna rispettare l'alternanza di genere. Al seggio occorre recarsi con documento d'identità e tessera elettorale. Nel caso la si sia smarrita, basta rivolgersi all'ufficio elettorale del proprio comune di residenza. Per la prima volta le liste degli elettori non saranno distinte tra maschi e femmine, ma ci sarà un elenco unico. Seggi aperti la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. Poi via le operazioni di scrutinio. Quanto ai dati dell'affluenza, la vera incognita di questa consultazione elettorale, 3 le rilevazioni la domenica alle 12, alle 19 e alle 23, alle 15 del lunedì il dato definitivo. Nell'ultima tornata regionale, era il 2020, si recarono a votare il 61,15% degli aventi diritto.